La vicenda della dottoressa indagata riapre una ferita che continua a sanguinare. Così Massimiliano Chinello, papà di Eleonora, la quattordicenne, investita ed uccisa a Sant'Angelo di Piove di Sacco e di cui domani si terranno i funerali. Non provo odio per nessuno, dice il padre 46enne, né per la dottoressa né per l'investitore. Sono altre le emozioni che mi porto dentro. L'agriturismo che gestisce insieme alla moglie ora è chiuso, è il momento di stringersi e di farlo per gli altri due figli, ci dice. Il paese intanto si prepara al funerale della giovanissima Eleonora che si terrà nel Duomo alle 10:30 di domani. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. Andremo a delimitare con delle transenne il sagrato, perché ci saranno anche persone all'esterno che assisteranno alla messa, al funerale. E in streaming la parrocchia farà in modo di mettere in rete anche tutto il periodo che si svolge il funerale. Noi come amministrazione non abbiamo voluto inserire eventuali schermi, altre cose, perché non vogliamo dare troppo, come possiamo dire, essere troppo mediatici. Il tema della sicurezza stradale è centrale in queste ore, sottolinea il sindaco, anche se molte volte non è facile mettere d'accordo tutti gli enti competenti. Ultimamente come amministrazione abbiamo anche aumentato l'organico dei vigili urbani e per cui cercheremo di fare maggiore controllo territoriale da parte dei vigili per scongiurare questi eccessi di velocità che ci sono, a prescindere dal sinistro di Eleonora. Ho molte segnalazioni di automezzi che non rispettano la velocità come previsto dal codice della strada.